Del giornale che inizia dalla politica, in primo piano la Lega Nord che vuole far ripartire il suo nuovo corso anche dal Veneto, lavorando per dare risposte alla gente, favorendo le imprese per far ripartire la locomotiva veneta. Queste le parole d'ordine, sentiamo. Solo le punte di diamante del Carroccio sia Veneto che nazionale. La prima uscita pubblica insieme del neosegretario regionale della Lega Nord Flavio Tosi e del vice segretario federale Federico Caner è stata l'insegna della concretezza. Hanno presentato Officina Veneto 2.0, un progetto del gruppo consigliare della Lega Nord allargato a tutte le forze sociali, economiche e sindacali per rilanciare lo sviluppo di una regione che soffre la crisi anche a livello di percezione e pessimismo. Cercare comunque degli slanci veneti su alcuni temi per cercare di rafforzare la nostra economia. D'altro canto, se non c'è invece un'azione a livello nazionale che non sia quella della continua tassazione, ma sia quella realmente del far partire la crescita, per far partire la crescita bisogna ridurre la spesa pubblica e non puoi farlo neanche con la cosiddetta spending review, che alla fine di fatto si tradurrà in tagli agli enti locali, in tagli alle regioni, e questo poi vuol dire comunque andare a chiedere i soldi ai cittadini in altra maniera. Un laboratorio per elaborare soluzioni comuni che possano essere presentate da chiunque a prescindere dalla giubba politica. Per lo sviluppo non bastano gli investimenti nelle grandi opere. Le infrastrutture, se vengono realizzate, comunque rappresentano sia uno strumento, perché il Veneto è in ritardo di decenni, lo sappiamo strutturalmente, rappresentano poi anche il volano, perché si sa che quando parte l'edilizia si tira dietro tutti i settori, quindi sono importantissime. È paradossale, simbolico, che poi alla fine il Veneto si dovrà arrangiare da solo, perché sia la pedemontana che adesso anche per l'alta velocità o quant'altro, la gran parte dello sforzo delle risorse sono risorse dei cittadini, sono risorse locali, perché lo Stato o non investe altrove. Meno folklore, più concretezza, lo slogan di una Lega rifondata che prende le distanze proprio dagli slogan, ma che conferma i riti del movimento, forse per non deludere la cosiddetta base ortodossa. Comunque resta sia l'appuntamento di Venezia che l'appuntamento di Pontida, visto che abbiamo avuto la stagione dei congressi, c'è può essere uno slittamento legato o uno spostamento legato proprio a problemi tecnici e non certo a volontà politica. E del federalismo, cavallo di battaglia dei leghisti, cosa resta? Questo governo, quello che c'era di poco di federalista che noi avevamo portato a casa, poco dico, quindi non è che dico abbiamo fatto miracoli. In 3 anni e mezzo con Berlusconi alla fine col federalismo abbiamo portato a casa poco e nulla, e quel poco che c'era anche con la spending review, ma con i provvedimenti precedenti, il governo Monti ha fatto un massacro del federalismo, ha fatto i provvedimenti più... Penso che nessun governo, neanche un governo comunista, avrebbe avuto il coraggio di fare provvedimenti centralisti come il governo Monti. E proprio dalla questione settentrionale riparte la Lega Nord, a settembre gli Stati Generali. Vediamo se c'è un servizio. Una scuola per formare i politici, una per i militanti ed una soprattutto per gli amministratori locali. La rifondazione della Lega Nord punta a competenza e professionalità del suo corpo dirigenziale. Sono passati i tempi dell'entusiasmo di pancia, il Carroccio si affina, oltre che ringiovanirsi, proponendo figure che conoscano e sappiano come risolvere le priorità di un territorio. E poi creeremo anche una struttura per selezionare i manager che andranno ad essere messi in quelle aziende, diciamo, pubbliche, penso ai CDA delle varie partecipate, perché non vogliamo che in questi posti vadano i politici di turno che magari hanno perso le elezioni e quindi bisogna accontentare, ma vogliamo manager preparati che diano risposte ai cittadini in primis. Giovane e preparato dai modi equilibrati, il neo vice segretario federale Federico Caner. Quali saranno le caratteristiche di Caner all'interno della Lega Nord come vice segretario federale? Le caratteristiche personali e politiche? Ma guardi, caratteristiche personali, io sono una persona, a me piace giocare in squadra, siamo 3 vice segretari, la scelta di Moroni interessante è che tutti e 3 siamo giovani, diciamo in 4 anni siamo i quarantenni, diciamo, della generazione della Lega, e vogliamo lavorare in team. E nell'incontro con il numero 1 Roberto Maroni sono già stati programmati gli Stati Generali, saranno l'occasione per delineare le mosse, per intervenire sul patto di stabilità, cappio al collo di molti sindaci. Noi abbiamo tanti sindaci in difficoltà perché non riescono a
investire sul territorio, ma soprattutto abbiamo imprese che aspettano i finanziamenti, i soldi che questi comuni hanno in cassa e che purtroppo non possono elargire. Quindi ci sono imprese che aspettano da 2 anni i soldi da parte delle pubbliche amministrazioni. Vorremmo fare anche la compensazione tra debiti e crediti nelle PA. Questa è una battaglia che porteremo avanti a livello anche parlamentare. Zaia, Tosi, Caneri, il tridente veneto del Carroccio? Ma guardi, ci sono tanti bravi militanti, sostenitori, ma soprattutto ci sono tanti bravi amministratori locali. Noi infatti vogliamo partire dal territorio, abbiamo tantissimi giovani sindaci, consiglieri, assessori, e credo che la forza della Lega sarà proprio questa. È il tormentone di questi giorni, lui lo esclude, ma in molti stanno parlando di un'ipotesi di reincarico, questa volta politico.